Siamo all'Ateneo Veneto, un luogo della cultura e per la cultura. E il Comitato Expo Venezia, di cui lei è presidente, che ruolo c'ha qui, in questa situazione e oggi? Ma il Comitato ha lavorato intensamente per rendere la città protagonista, e la città e tutto il suo territorio protagonista anche in questa occasione dell'Expo italiana, dell'Expo di Milano, puntando soprattutto su temi appunto molto vicini a quella che è la storia di questa città. Essere qui all'Ateneo Veneto, luogo di grande cultura, ne è appunto la dimostrazione. Vogliamo che l'Expo di Milano si allarghi il più possibile a tutta l'Italia, ma in particolare ai territori più vicini, nel nome appunto soprattutto della cultura. Stiamo lavorando intensamente perché le nostre grandi istituzioni culturali possano dialogare con le istituzioni culturali di Milano, di Torino, degli altri grandi centri del nord, soprattutto per offrire ai visitatori dell'Expo delle manifestazioni di alto livello, proprio per far vedere che l'Expo non è soltanto un modo per stimolare un turismo, per stimolare dei movimenti di persone, ma per innalzare il livello culturale di chi si muove per venire a vedere ciò che viene esposto nella manifestazione. Una delle cose che verranno esposte e che forse è il tema dominante sono le acque. Che ruolo hanno le acque per Venezia e per il sindaco di Venezia? Beh, l'acqua è Venezia, Venezia è l'acqua. Venezia senza l'acqua non avrebbe avuto nessun senso. Se Venezia è una città straordinariamente bella ma anche straordinariamente unica, lo si deve soprattutto all'acqua. Tante altre città hanno delle bellezze anche architettoniche almeno comparabili con quelle di Venezia, ma nessuna ha l'acqua, che è questo elemento costitutivo della città ma anche costitutivo della sua cultura. La cultura dell'acqua si estende con una gamma enorme, dalla cultura dalla piscicultura, dalle cose più materiali anche all'arte, perché l'acqua si riverbera nell'arte, nei dipinti, dove senza i riflessi dell'acqua non si capirebbe l'ispirazione dell'artista. Quindi l'acqua è un elemento fondamentale e credo che noi dovremmo proporci come anche dopo l'Expo, per alimentare e stimolare questa cultura dell'acqua che nei nostri tempi comincia a diventare un bene sempre più prezioso. La si è sempre considerata come si diceva nel diritto antico, una res nullius, cioè una cosa di cui si poteva disporre senza preoccuparci che potesse finire. Invece oggi dobbiamo preoccuparci perché le risorse del pianeta sono sempre più a rischio e sempre più limitate in relazione alle necessità della popolazione, e quindi io credo che si debba fortemente occuparci di questo tema, e nessuno come Venezia può essere candidato a occuparsi dell'acqua, della gestione dell'acqua e della conservazione di questo elemento così prezioso.